A seguito delle recenti proteste e rivolte popolari successe a Lampedusa per via dell'arrivo continuo di migranti, in particolare dell'ultimo peschereccio che ne conteneva addirittura 400, il sindaco di Lampedusa e il presidente della regione Sicilia sono stati convocati dal premier Giuseppe Conte a Roma mercoledì. A dirlo il sindaco dell'isola Martello al termine dell'incontro con alcuni imprenditori, commercianti locali e cittadini sullo sciopero generale minacciato. Lo sciopero è stato rinviato, ha aggiunto Martello, in attesa delle risposte che arriveranno o meno da Roma. Martello ha proseguito dicendo: ci sono alcune cose che deve fare la Regione Sicilia nei confronti del popolo di Lampedusa e altre che devono essere fatte da Roma. Appena ci saranno i provvedimenti fatti, Conte verrà anche a Lampedusa, che il governo ci convochi, visto l'emergenza che c'è a Lampedusa, è un fatto concreto. L'incontro sarà tecnico-operativo, dichiara lo stesso presidente della regione siciliana Musumeci. È stato quindi raccolto, prosegue il governatore, l'ennesimo invito che ho rivolto ieri al Premier per un confronto. Al governo centrale porteremo le nostre ragioni che ci hanno animato e che continuano ad animarci, il nostro impegno per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia dopo un decennio di silenzio e omissioni di Roma e Bruxelles. Ci auguriamo che il governo nazionale e quello regionale, ciascuno per la propria competenza e spirito di collaborazione, accolgano l'appello del sindaco di Lampedusa e dei sindaci siciliani per il rispetto del diritto alla vita e alla salute di tutti gli esseri umani. Lo ha detto il primo cittadino di Palermo e presidente dell'ANCI. Il governo nazionale, aggiunge Leoluco Orlando, richiama alle proprie responsabilità l'Unione Europea, ancora distratta di fronte al genocidio nel Mediterraneo. Ritardi e disimpegno alimentano morte, violenza e organizzazioni criminali, violazione dei diritti umani, rigurgiti di intolleranza e razzismo. E io non credo che sia più una emergenza, o se vuole è un'emergenza strutturata. La verità è che ci si è abituati a questo stato di cose, per cui si è considerata la Sicilia come una sorta di terra di periferia dove tutto è possibile, la gente è abituata alla rassegnazione in Sicilia, nessuno si ribella, che volete che possa riguardare la presenza di 2, 3, 5, 6, 7 mila migranti. Neanche dalle altre parti d'Italia sembra essere arrivata particolare solidarietà. Noi siamo intervenuti per adottare un provvedimento che riguarda esclusivamente le competenze del Presidente della Regione, anche in quanto soggetto attuatore per l'emergenza in tempo di coronavirus, e cioè a dire la materia sanitaria. Io ritengo che in Sicilia gli hotspot e i centri di accoglienza non siano assolutamente adeguati alle norme igienico-sanitarie in tempi di epidemia. Ho il dovere di intervenire, ho il dovere di chiedere al proprietario di queste strutture, che è il governo centrale, che è lo Stato, ho il dovere di dire: o tu le adegui o altrimenti io le chiudo.